Buonasera, benvenuti in Villa Godi, più bene Porto Godi, al terzo incontro della terza edizione della rassegna Storia Veneta in Villa. Il percorso tematico alla scoperta di un periodo memorabile della nostra storia, quello della civiltà di Villa che si è sviluppata nel periodo della Repubblica di Venezia nella terraferma. L'iniziativa, come sapete, è organizzata dall'Associazione Veneti nel Mondo, che ormai da 25 anni si occupa delle nostre comunità venete all'estero e sono in corso tanti progetti con le nostre comunità dell'Australia, del Brasile, dell'Argentina, di Lima, ma non solo, anche in Italia con Arborea, una piccola comunità veneta in Sardegna. Abbiamo fatto anche in passato progetti sui modelli palladiani in Sud America, ricordo anche la mostra su Giotto a Santiago del Cile, a Lima, in Argentina. Insomma, l'idea di diffondere le nostre bellezze del nostro territorio, perché facendo conoscere le ville venete all'estero tra i nostri oriundi veneti promuoviamo il cosiddetto turismo delle radici, cioè il desiderio di venire in Veneto, conoscere le nostre città, i borghi e anche le nostre dimore storiche. Ringrazio al Conte Piovena e la sua famiglia per l'ospitalità e accogliere la rassegna a casa sua. A lui passo la parola per un breve saluto. No, non ero preparato e non sono preparato, non sono un oratore, ma comunque sono felice di ospitare, come spesso facciamo anche con il Comune di Grumolo, delle manifestazioni culturali che meno male, ci fanno conoscere e riconoscono gli sforzi che noi normalmente facciamo per mantenere in piedi queste strutture che sono estremamente difficili da conservare. Quindi sono ben felice che Aldo Rozzi mi abbia chiesto questa cosa e spero che la cosa possa anche ripetersi, perché noi lo facciamo sempre volentieri e con grande disponibilità. Grazie a voi di essere venuti. Grazie. Sì, non è la prima volta, siamo stati con un gruppo di oriundi brasiliani anche qui in Villa tempo fa. Do il benvenuto in sala alle autorità presenti, agli assessori del Comune di Grumolo e invito il sindaco Andrea Turetta per un breve saluto. Grazie Aldo. E buonasera a tutti, benvenuti in quel di Grumolo delle Abbadesse, nel nostro meraviglioso territorio. Io sarò anche di parte, ma per me Grumolo delle Abbadesse rappresenta il centro del mondo. E volevo ringraziare Aldo per aver organizzato e per aver seguito in prima persona questi eventi che ci arricchiscono dentro un po' tutti quanti, ci fanno conoscere dimore storiche e ci fanno conoscere soprattutto radici di una civiltà per noi distante e lontana. I complimenti a voi per l'evento, i complimenti alla famiglia per essere sempre disponibile e un complimento a tutti voi che avete conosciuto, ma sicuramente molti di voi saranno già stati qui, la bellezza secondo me di una delle più belle ville del Vicentino. Grazie e buona continuazione a tutti. Vita nobiliare in villa tra 5 e 600. Questo è il titolo che ci propone questa sera il professor Andrea Savio, ricercatore nel Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche e dell'Antichità dell'Università degli Studi di Padova, dove insegna fonti e metodi per la storia moderna e didattica della storia. Si occupa dell'età nobiliare in età moderna, prevalentemente nella Repubblica di Venezia. Ha condotto le sue ricerche negli archivi italiani, spagnoli e inglesi. Le sue monografie sono Tre spezie e spie, Filippo Pigafetta nel Mediterraneo nel Cinquecento e anche Nobiltà palladiana, la famiglia Godi fra Vicenza e l'Europa. Andrea, a te la parola.
ringrazio per l'invito e io mi sono dato una mezz'oretta, una quarantina di minuti, poi magari verso la fine, magari se qualcuno ha qualche domanda verso l'uscita magari le porrà. Questa villa, prima il sindaco ha detto che la sente un po' sua, ecco, la sento anche un po' mia. Poi il conte ci passerà le fatture a tutti quanti e quindi divideremo le spese. 10 anni fa, anzi un po' di più, una quindicina di anni fa, nel 2008-2009, ho cominciato a lavorare sulla famiglia dei Godi. Oggi abbiamo sentito tante volte il cognome Piovene, però in origine molti di questi territori e anche di proprietà erano della famiglia Godi e l'ho studiata per circa 3 anni. 3 anni, inizialmente volevo dedicarmi anche a questa villa, poi ho voluto concentrarmi su una villa dell'Alto Vicentino, una villa più famosa nell'Alto Vicentino perché di Palladio e questa del Scamozzi, quindi era più facile anche lavorare sull'archivio ma anche sulla bibliografia esistente, però prima o poi ci ritornerò, penso. Io devo ringraziare chi? Un nome che è stato citato durante la visita, Paolina Portogodi, colei che ha donato gran parte dei quadri del Musei Civici di Vicenza, attuali Palazzi Chiericati, ma soprattutto ha donato gli archivi, 2 o forse 3 archivi, Godi, Piovene, Portogodi, che oggi sono conservati in Biblioteca Bertoliana. Il lavoro dello storico è lavorare sulle carte. Tanto per darvi un'idea, solo di uno di questi 3 archivi parliamo di 350 buste. Ogni busta può contenere tantissimi registri e carte, e quindi il mio è stato un lavoro quasi per 2 anni, perché poi ho dovuto dedicarmi alla scrittura e anche un periodo all'estero. Quasi tutti i giorni mi sono recato in archivio a Vicenza e ho studiato cosa? Il 90% del materiale di un archivio privato, di un archivio nobiliare, è costituito da atti amministrativi, proprietà, compravendite. Io ho studiato anche quelle, però ho voluto concentrarmi sulla storia politica, perché a me piace la storia della politica, la storia personale, i racconti, e quindi mi sono concentrato essenzialmente sui diari, sulle lettere private, e che poi vi mostrerò, e che riguardano in parte anche questo territorio. La mia relazione non sarà ovviamente su Grumulo, su Sarmego, sui Godi, sarà una relazione più ampia, perché volevo dare l'indicazione di quello che fa uno storico, e secondo me, soprattutto oggi, nell'età della storia e delle emozioni, volevo concentrarmi sul contesto dei nobili, della nobiltà, tra 5 e 600, capire chi sono questi nobili, capire come vivevano e capire soprattutto cosa facevano all'interno delle ville vicentine in modo particolare, mi sono occupato anche di quelle veronesi e padovane, tra 5 e 600. E iniziamo subito con un tema che sembra accademico, ma anche lo è in parte: nobiltà o patriziato. Quando noi parliamo di patrizi parliamo solitamente dei patrizi veneziani. Tuttavia gli storici negli ultimi 20 anni parlano anche di patriziato vicentino e patriziato veronese, padovano, anche quando questi non erano propriamente dei nobili uomini o patrizi veneziani. Perché? Perché con patriziato si è voluto indicare coloro che sono sì nobili, ma che non basavano le loro ricchezze solo sui feudi, solo sulle proprietà, ma avevano iniziato a comprare, vendere, occuparsi di mercatura. Poi io oggi non vi voglio tediare su questo, però visto che fra qualche anno, il 1525, festeggeremo i 500 anni, il 2025, di questo importantissimo libro sulla Nobilità di Vicenza, io ho scritto Nobiltà, ma il titolo del libro è Nobilità di Vicenza, di Dragonzino da Fano, che racconta proprio l'importanza della nobiltà
a seguito di quel grande evento che è stato citato prima, a seguito delle grandi distruzioni che ha avuto anche questo luogo, a seguito delle guerre della Lega di Cambrai. 1525 è un periodo di ricostruzione civile, dopo delle guerre che sì, sono durate un decennio, ma poi, come sapete, come viviamo anche in questo momento, lo sappiamo bene, le guerre poi perdurano, anche se finiscono dopo 1517-18, perdurano per un altro decennio successivo praticamente. E Vicenza aveva bisogno di ricostruirsi dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista economico. E quindi, grosso modo, dagli anni 20, dagli anni 30 del Cinquecento, noi avremo a Vicenza una serie di personaggi letterati che cominceranno a viaggiare nel Vicentino. Dragonzino da Fano, arriverà un altro San Foca che arriverà dalle aree friulane, eccetera. Quindi avremo tutta una serie di personaggi, di intellettuali che gireranno il Vicentino, l'Alto e il Basso Vicentino, per trovare le bellezze. E poi questo è il clima, è il clima che noi conosciamo poi grazie alle opere di Palladio e dei suoi successori nei decenni o nel secolo successivo, come in questo caso lo Scamozzi. Quindi capire chi sono questi nobili è importantissimo, capire come i nobili dividono il proprio territorio. L'eredità va al primogenito, viene divisa tra i maggiori figli maschi. Ecco, ogni famiglia attua delle strategie per mantenere il patrimonio materiale, le ville, ma anche il matrimonio. Io come storico ovviamente apprezzo questo, ma apprezzo anche e soprattutto il patrimonio documentario, perché se quel patrimonio oggi c'è rimasto, dobbiamo ringraziare anche chi l'ha conservato nel corso dei secoli. Il patrimonio delle memorie degli avi. Il tesoro per la famiglia era proprio questo. Erano gli alberi genealogici e soprattutto il patrimonio delle carte come diritti acquisiti, delle proprietà, ma anche per dimostrare la storia della famiglia. Quindi volevo soffermarmi sull'importanza della nobiltà. Oggi qui abbiamo il presidente dell'associazione nobiliare, ma è importante ragionare anche quello che ha rappresentato per secoli questo termine. Nobiltà piccola, nobiltà grande, nobiltà feudale o nobiltà che fa mercatura. Prima in una relazione precedente ho sentito una guida che ha detto, o forse il Cevese, Tommaso Cevese, che non vedo, che ha detto la nobiltà di Vicenza, ecco in fondo, la nobiltà di Vicenza è una nobiltà che è molto vicina, e Piovene in particolare, al calvinismo. Ecco, essere vicini al calvinismo e quindi non all'ortodossia cattolica, significava poi anche essere vicini a un mondo più vicino alla mercatura. E poi ne parleremo. Cos'è la villa? La villa non è solo agricoltura, ma è anche mercatura e mercatura internazionale. A cosa serve la villa dunque? Per 30 anni, soprattutto gli storici, questa è la villa Godi di Lugo, per 30 anni, ma in realtà anche forse un po' di più, dalla fine del secondo conflitto mondiale, Mazzotti in particolare, in Veneto, ecco anche qui un'altra guerra. Prima abbiamo parlato della guerra dei primi del Cinquecento, un'altra guerra, la prima e la seconda guerra mondiale, hanno visto la distruzione di gran parte delle ville del territorio veneto. E comincia il recupero che è stato studiato essenzialmente dagli storici dell'arte e dagli storici dell'architettura. Noi oggi abbiamo nomi, prima è stato citato Guido Beltramini, penso anche a Howard Barnes e poi io citerò anche Donata Battilotti, storici che poi in passato, proprio alla fine della seconda guerra mondiale, anche un po' più in là, hanno dato vita a quello che è il Centro Internazionale di Architettura Andrea Palladio. Però gli storici dell'arte, adesso un po' il mio orticello, non sono gli storici economici, non sono gli storici politici. Loro a un certo punto hanno capito che sì, queste ville, perché queste ville sono così diffuse in un territorio come il Veneto e non sono così diffuse in altri territori dell'Italia? Sì, magari le troviamo un po' a Firenze, ma essenzialmente sono le ville Medice e poi di qualche altra famiglia. Cosa succede qui in Veneto e cosa succede rispetto al resto di Europa? E qui a dare la risposta non sono stati gli storici politici, sono stati gli storici economici
gli amici, i colleghi, Edoardo Demo è stato citato prima, Francesco Vianello, Andrea Caracausi, Walter Pancera, all'inizio degli anni 90 hanno cominciato a trovare che questi nobili, che teoricamente non commerciavano, perché essere nobili significava non commerciare, non occuparsi al massimo di terra, ma non di mercatura, commerciavano con il resto d'Europa, in modo particolare di seta. E proprio grazie alla vendita della seta grezza, soprattutto, questi riuscivano a far costruire e a pagare gli edifici dove noi oggi ci troviamo. Quindi l'importanza dell'economia, anche oggi, noi dobbiamo riconoscerla. L'importanza dell'economia, però io da storico politico vedo anche l'importanza della cultura, l'importanza anche di un'identità, una ricerca di un obiettivo sociale di lunga durata. A cosa serve quindi la villa? La villa, noi, l'abbiamo sentito molte volte, è il centro dell'agricoltura, ma non solo. È il centro del secondario avanzato, ma non solo. La villa è il centro delle accademie. Recentemente, proprio qualche giorno fa, per prepararmi un po' a questa relazione, pur occupandomi del tema, volevo un po' sintetizzare i grandi filoni delle ville, per il Vicentino in modo particolare, e nel Vicentino degli anni 20, 30 e 40 del Cinquecento sorgono tutta una serie di accademie nelle ville dei nobili vicentini. Noi oggi conosciamo l'Accademia Olimpica, la più famosa, ma in realtà c'erano delle ville e delle accademie che oggi non si conoscono più. C'era l'Accademia Eolia di Francesco Trento, molto molto famosa, frequentata dal Tasso, frequentata dai più importanti ambasciatori dell'epoca spagnoli. Oggi significa quasi, per fare un confronto, che l'ambasciatore americano frequenti un'accademia di Vicenza, un'università. Siamo negli anni 60-70 del Cinquecento, ma faccio un paragone ancora, mi spingo ancora più in là. Una delle accademie durata 5-6 anni, che oggi gli studiosi fanno un po' fatica a trovare, l'ha un po' ricercata Elena Svalduz dell'Università di Padova, a Monte di Malo, che vi assicuro che non è nei centri fondamentali, non me ne volgano, io sono originario di Malo e voglio tanto bene a coloro che abitano a Monte di Malo, ma a Monte di Malo c'era un'accademia dei nobili da schio, e questa frequentata da friulani, emiliani, lombardi e non solo. Quindi questi anni 30-40 del Cinquecento ci fanno vedere un fermento che sia economico, ma va a pari passo di quello culturale. Infatti noi spesso con Edoardo Demo, con Guido Beltramini lo diciamo spesso, ecco, il Veneto, in parte anche adesso, ma forse dovrebbe fare di più, gli industriali veneti, gli artigiani, questo rapporto fortissimo, in parte c'è, penso all'Università di Vicenza, questo rapporto privilegiato appunto anche con Confindustria, e con coloro che sono le università, i centri di eccellenza. All'epoca erano queste accademie per lo più private. Ma poi le ville, e questo un po' l'ho trovato io cercando proprio i documenti della famiglia Godi, della famiglia Piovene, diventano anche luoghi del prototurismo del Cinquecento. Gli ambasciatori degli altri stati che risiedevano a Venezia, in modo particolare il nunzio pontificio, ma l'ho già citato, l'ambasciatore spagnolo, l'ambasciatore del Re Cattolico di Francia, l'ambasciatore e poi in certi momenti anche qualche segretario della corona inglese, frequentavano le accademie perché frequentavano le ville per vedere cos'erano queste ville. E questo turismo inizia grosso modo, è molto sporadico, già a partire dagli anni 50, 60, 70 del Cinquecento, quindi 30-40 anni prima di quello che Inigo Jones è stato studiato dagli storici dell'architettura. Ecco, è molto importante per la politica e per le attività manifatturiere, per questi nobili, avere questi rapporti privilegiati con gli ambasciatori, perché poi un ambasciatore non è che si muoveva da solo,
aveva tutta una piccola, un mini gruppo di, chiamiamolo un'elite, un gruppo dirigente che si portava appresso. L'ambasciatore spagnolo aveva un'ottantina di persone, quindi significavano rapporti privilegiati dal punto di vista economico, in primis, ma non solo. E poi le questioni religiose, soprattutto nelle ville degli anni 50, 60, del Cinquecento e soprattutto delle ville del Basso Vicentino, troviamo tutta una serie di circoli dissidenti, non ortodossi, che si avvicinano appunto al calvinismo, ma non solo. Quindi anche questo legame, soprattutto in questo prima abbiamo citato tutta una serie di mondi internazionali legati all'Europa mediterranea, francese, inglese. Ecco, in questo caso questi circoli sono collegati all'Europa, alla Mitteleuropa, l'Austria, l'attuale Austria, l'attuale Germania, a queste corti, a questi luoghi e al mondo dei luterani, fino a un certo punto, perché ovviamente poi c'è una chiusura da parte del mondo anche di Venezia a partire dagli anni 70, ovviamente l'Inquisizione e non solo. Ma ovviamente ci sono altri ben più esperti che potranno parlare, però ecco, questo è un altro tema, l'importanza delle relazioni religiose. Magari si conoscevano all'Università di Padova, frequentavano l'Università di Padova e poi continuavano questi rapporti nelle ville vicine del Basso Padovano e del Basso Vicentino. Questo grosso modo fino agli anni 70 del Cinquecento, perché poi la situazione diventava un po' più difficile. E questioni politiche e ideologiche. Io sono un esperto, più che un esperto, mi sono specializzato sugli archivi di famiglia e poi sulle questioni politiche. Mi è sempre piaciuta la politica, le relazioni internazionali. Di questi vicentini, in modo particolare vicentini, rispetto molto di più dei padovani e dei veronesi, che intessono relazioni privilegiate con gran parte delle nobiltà e delle corti italiane e europee. Questo è un classico esempio, lo leggo velocemente, qualche riga. Benché fossimo certo dell'amorevole affezione che vostra signoria ci porta, con evidente segno che n'ha fatto in darci per nostro paggio il suo figliolo, quale avemo a caro, si siamo anche maggiormente confermato da essa sua buona volontà con la relazione che ci ha fatto l'ambasciatore e senator Malopera, che ci ha riferito le cortesie che gli ha usate, eccetera, eccetera. Chi è questo? Allora, questo non è un personaggio di secondo piano, si chiama il duca di Savoia Emanuele Filiberto, che ringrazia un componente della famiglia Godi per tutte le attenzioni che Pietro Godi, tra l'altro Pietro è il proprietario dei beni qui negli anni 60 del Cinquecento, quindi l'ho scelto appositamente questo documento, non a caso, e che l'ambasciatore era venuto qui a villeggiare, è improprio a questa epoca, però possiamo utilizzarlo tra virgolette, e poi aveva frequentato anche la villa di Lugo. A un certo punto i Godi, che fino agli anni 50 questa famiglia era sempre rimasta nell'ottica filo-veneziana, poi siccome non vedeva crescere il suo prestigio a Venezia, perché poi anche i vicentini, i nobili vicentini, sì, alcuni sono filo-veneziani, ma qualcuno, come nel caso dei Godi, vorrebbe avere qualcosa di più in cambio della loro fedeltà, si avvicinano alla politica dei Savoia. Qualcun altro si avvicina al Ducato di Parma, qualcun altro, come i Valmarana, si avvicina alla Spagna. E avvicinarsi alla Spagna significava avvicinarsi al più importante stato in quel momento del Mediterraneo e non solo. Quindi la politica è qualcosa di importante. La famiglia Godi manda i suoi figli a Torino, la famiglia Malmarana manda i suoi figli in Spagna. Mandare i propri figli era rischioso, allora, innanzitutto era economicamente esorbitante, quasi come costruire una villa, perché ovviamente bisognava oliare il sistema dell'epoca, bisognava farli vestire bene, bisognava farli frequentare la corte, ma soprattutto significava entrare in un sistema diverso da quello repubblicano, significava investire in fedeltà. E io colloco questo momento storico per la città di Vicenza, inizia grosso modo nel 1530 e finisce nel 1630. Poi Vicenza e Verona, perché ecco l'altra seconda città che investe
nella fedeltà anche nei confronti delle altre corti, si chiude. C'è la peste del 1630, è un fenomeno tutto da studiare e quindi non ne sappiamo molto, però finisce nel 1630 e finisce anche, come dice Edoardo Demo, finisce il periodo d'oro di Vicenza, il 1630, finisce il periodo delle accademie, finisce il periodo culturalmente interessante e anche il Veneto dal 1630 in poi è un Veneto che comincia una crisi che poi sì, a livello internazionale avremo le grandi conquiste del Seicento, però dal punto di vista culturale ed economico non è più il Veneto del Cinquecento che noi conosciamo bene anche oggi. Questo edificio, prima è stato detto 1597, non è più il periodo d'oro palladiano, però è ancora un periodo, siamo ancora nell'acme, nella lunga scia del periodo d'oro. Recentemente a Marostica c'è stato un convegno dove ha parlato anche Donata Battilotti, poi vi dirò qualcosa. Queste informazioni le ho un po' prese dai miei appunti, poi anche dall'ultimo libro di Foscari su la vita in villa. E collego un po' quello che ha trovato Foscari a quello che ha trovato Donata Battilotti. Donata Battilotti è studiosa dell'Università di Udine, professoressa ordinaria dell'Università di Udine, non ha ancora pubblicato, ma è stato talmente entusiasmante il suo intervento che volevo un po' collegarlo a quanto è stato studiato finora. Come immaginiamo noi la vita in villa? Ci sono stati scritti tantissimi libri su questo, ma innanzitutto c'è villa e villa, c'è periodo e periodo, c'è patrizio e nobile. E non è facile capire, fare un'analisi generalistica. Ci sono delle stanze per i padroni? Sì, come scrive Foscari, ma poi vi dirò anche no. Il padrone può venire in villa in certi periodi, o se è un padrone che a un certo punto è costretto dalle esigenze a vendere il palazzo di città o della capitale, magari un patrizio veneziano, a un certo punto si stabilisce stabilmente nella villa, che magari gli costa meno e dove può produrre quello che gli serve per vivere. Cioè, le vite della nobiltà e delle grandi vite familiari, pensate a 100-200 anni, possono cambiare, ci può essere un momento d'oro e poi una grande crisi. E questo non dipende dalle congiunture, per citare Brodel. Uno può avere un po' di sfortuna nel mercato immobiliare, oggi diremmo il petrolio, la guerra, all'epoca magari la vendita di seta, una nave inviata nel nord Europa magari affonda e si perdono tutti i capitali, quindi poteva capitare anche questo ai nobili vicentini. Uno dei nobili vicentini studiati dal sottoscritto e anche da Edoardo Demo, Vincenzo Scroffa, una nave che si muove dal Mediterraneo all'Atlantico, siamo nel Cinquecento, a un certo punto una delle navi viene attaccata dai pirati e perdono gran parte del loro capitale. Ma torniamo a noi, gli spazi della villa. Foscari scrive appartamenti per forestieri, per gli amici, ma anche no, perché anche quello che ho sentito recentemente da Donata Battilotti, non sempre gli spazi sono assegnati. E poi che spazi? Noi magari pensiamo che, come oggi, che il nobile viva nella stanza più importante, dorma nella stanza più importante, ma proprio da Donata Battilotti abbiamo saputo recentemente che in alcune ville il padrone, il nobile, non dormiva nella stanza più importante, dormiva nella colombara. Questo rompe completamente gli schemi. Noi che pensavamo che la colombara fosse utilizzata per qualcos'altro, o dormissero ad esempio i contadini o i più poveri, sono stati trovati gli affreschi. Quindi ecco, mi rivolgo all'associazione nobiliare, ma anche all'ADSI, alle dimore storiche, magari proprio le nostre colombare, bisognerebbe fare un po' di studi per vedere se sono affrescate, perché a quel punto cambia completamente il nostro paradigma di ripensare le ville venete. Quindi anche nel nostro territorio, che importanza hanno le stanze? Perché noi poi vediamo le stanze, grosso modo, dell'Ottocento, del Novecento, come sono state ripensate dai proprietari che si sono succeduti negli ultimi secoli, ma il Cinquecento era un'epoca leggermente diversa. Lo storico deve cercare di interpretare il contesto tramite dei puzzle che non sono sempre chiari e facili. Dove si pranza? Si pranza nella stanza più piccola, si pranza in piedi, a mo' dell'anglosassone direi, visto che ho frequentato le stanze degli inglesi durante il dottorato mentre studiavo i Godi, o per terra. Noi pensiamo a questi nobili,
erano seduti in piccoli troni come oggi noi, e in realtà magari capitava anche questo, a parte il banchetto, che magari questo il banchetto aveva il suo luogo, magari all'aperto o sotto le tese, eccetera. Dove si dorme quindi? Dove si vive? Ecco, non è facile. E poi ogni storia familiare è diversa, ogni villa è diversa. Su questa villa, ad esempio, non ho trovato riferimenti specifici. Ovviamente il castello di Thiene avrà tutta un'altra storia, perché lì la storia di quel villa-castello ha tutta un'altra esperienza, quindi bisogna capire anche, c'è villa e villa, c'è famiglia e famiglia, e ci sono ricchezze e ricchezze. E le ultime novità. Le ultime novità riguardano i personaggi più fedeli ai nobili, ovvero il Gastaldo, i Castaldi, con la C o con la G, come preferite. Ecco, spesso erano loro che vivevano magari nella stanza più importante della villa, perché magari il padrone, il nobile, veniva in villa solo una volta all'anno, magari nei mesi estivi, nei 2 o 3 mesi, e quindi chi è che viveva in villa? Viveva in villa l'uomo fidato, l'uomo che gestiva la proprietà. Ecco, alcune ville, ecco, ne ho trovate 2 o 3, bisogna un po' indagare ulteriormente questo tema. Quindi la ricerca è difficile e complessa, perché poi uno non dice dove abita nei documenti. Spesso quando c'è un litigio, ecco, oggi per gli storici saranno importanti le intercettazioni, per vedere cosa ci diciamo noi nei messaggi, perché poi cosa succederà fra 100 anni se uno storico dovrà studiare noi, cosa rimarrà di noi. Purtroppo rimarranno le tasse e i messaggi. Ma la stessa cosa facciamo noi storici. Per trovare queste informazioni siamo costretti alle liti giudiziarie, le liti processuali, che sono rimaste negli archivi nobiliari o a Venezia o a Vicenza, nei banchi, e da lì ricaviamo le informazioni. A me non interessa che X ha ammazzato Y, ma in questo caso mi interessava capire, io abitavo nella villa o abitavo nella Colombara, e da lì ricaviamo le informazioni. Ma capite che le ricerche sono molto lunghe e ci vuole molto molto tempo, anche perché la lingua, prima avevo mostrato un documento scritto benissimo, magari per qualcuno anche no, però era scritto benissimo. Altri documenti, soprattutto quelli processuali, sono scritti come quelli dei nostri medici quando ci danno le ricette. E poi talvolta siamo fortunati, talvolta siamo fortunatissimi, talvolta qualcuno dei nobili redige diari o lettere. In questo caso noi abbiamo, soprattutto per il vicentino, abbiamo questo Fabio Monza, un amico di Palladio, che redige quasi giornalmente per 30 anni quello che spende. A lui interessava il diario per segnare le spese familiari. Però grazie a queste informazioni noi sappiamo allora, tanto cosa si mangiava nelle ville, e i nobili vicentini, un po' come i vicentini attuali, sono tutti appassionati gourmet. Sempre nel documento che ho visto l'altro giorno di Milano, all'Ambrosiana, ci sono 12 categorie di fichi, 17 categorie di peri. E quindi si entra veramente, questi nobili che compilano queste liste sono appassionati, vogliono sapere anche cosa c'è nel brolo, cosa si coltiva. I Godi, ad esempio, sono appassionati sulle diverse tipologie di mucche che devono incrociarsi per produrre o più latte o più carne, poi dipendeva dalla proprietà. Quindi anche questi nobili, c'è nobile e nobile, c'è il nobile interessato alla politica internazionale, ma ci sono anche i nobili che si interessano poi alla gestione dell'economia domestica o anche della gestione dell'economia internazionale, come la lana e la seta. E poi nelle ville, si fanno le feste. Questo dal 500 si trovano tantissime. Fabio Monza ricorda la grandissima sagra, la chiama, con gli amici nella sua villa. Poi nelle ville troviamo anche altro, in modo particolare nelle ville il vicentino, come vi ho detto prima, e i nobili vicentini sono molto interessanti da studiare, perché hanno legami internazionali, frequentano papi, imperatori, danno i loro guadagni a Palladio per la costruzione di queste ville, leggono il latino e il greco, già da pochi anni in villa chiamano i precettori, un bellissimo documento trovato a Padova sugli Angaran, gli Angaran e i chiericati chiamano dei precettori che conoscono benissimo il greco e il latino, ma non solo, anche delle lingue dell'estremo oriente, per educare i propri figli. Siamo negli anni 30 e 40 del 500.
Detto tutto questo, uno si immagina dei personaggi, degli accademici come quelli attuali. In realtà i nobili vicentini si ammazzano, dopo aver fatto tutto questo, bevono e si ammazzano tra di loro. Vicenza ha una grandissima densità di omicidi studiati da Povolo e dai suoi allievi, e nelle ville, nelle feste, soprattutto nelle feste nel periodo particolare, quello di Carnevale, troviamo un'altissima densità di omicidi, e per fortuna per noi, perché poi troviamo le carte con le descrizioni e per capire cosa avveniva nelle ville. Quindi noi apprezziamo molto tutto quello che è avvenuto, soprattutto nelle faide vicentine e padovane negli anni 70 e 80 del Novecento. Poi io qui lo dico, visto che siamo tra i Godi e i Piovene. I Godi e i Piovene per un secolo si sono ammazzati, poi adesso abbiamo una villa Piovene Porto Godi. Quindi è proprio, questo è proprio grazie all'omicidio del Godi contro il Piovene, lì si è prodotta una tale quantità di materiale che a un certo punto si parla di Torino. Io ho parlato con importanti all'epoca, il dottorando, ho detto, ma ho trovato tutti questi rapporti con Torino, poi qui Savoia, Vicenza, è possibile negli anni 70? No, sarà nell'800 con l'Unità d'Italia, no, nel 500. E in realtà poi grazie a questo omicidio che uno dei Godi fugge a Torino, ho trovato tutta una serie di legami che partivano già dagli anni 50 del 500. Quindi ecco, gli omicidi e le faide poi mi sono serviti per ricollegare tutta una serie di nessi che collegano i nobili vicentini con le corti italiane ed europee del 5 e del 600. Volevo concludere però con un tema che io ritengo fondamentale. Noi oggi abbiamo sentito durante le visite, abbiamo sentito spesso l'importanza delle ville degli anni 30, degli anni 40, degli anni 50, del 500 e lo confermo. Poi i 4 libri di Andrea Palladio, 1570, non sono uno storico dell'architettura e non voglio andare oltre, ma io credo che ci sia una data fondamentale per il vicentino. La nostra data fondamentale è stato il 2020, l'anno del Covid. E da quel momento chi si occupa un po' di edilizia o ha dovuto cambiare casa o non era contento della propria casa ha cominciato a comprare delle ville con giardino. Ecco, la dico in modo molto semplice. Ecco, il 1576 è l'anno della peste, 1576-77 è l'anno della peste di Venezia. È l'anno, secondo me, fondamentale per la rinascita della villa. Da quel momento lì, tutto quello che vi ho detto prima, i rapporti con gli ambasciatori, rapporti con i papi, rapporti con segretari, con imperatori, ecco, tutte le ambasciate di Venezia, o 3/4, a parte 2, Venezia è la capitale della Repubblica di Venezia, come ben sapete, si spostano per paura della peste. Venezia non era la città più sicura in quel momento. E non si spostano a Padova, non si spostano a Treviso, si spostano a Vicenza e nelle ville dei nobili vicentini. Ecco, quel momento lì, 1576, 77, 80, è il momento di massimo fulcro della vicentinità, perché da quel momento lì tutti i nobili del nord Italia che avevano delle ambasciate di peso cominciano a frequentare le feste, i nobili vicentini, a commerciarci, e poi saranno da quel momento lì, inizieranno dei legami duraturi che dureranno 20-30 anni. Oggi ovviamente i legami sono più veloci, la società è molto più veloce, ma all'epoca poi i legami erano ovviamente più duraturi. Ecco, noi oggi il Covid non è che ci è piaciuto ovviamente, però ecco, da storici dobbiamo anche capire com'è cambiata la nostra società, il nostro bisogno di riapprezzare gli spazi, riapprezzare il verde che abbiamo. La stessa cosa era successa negli anni 70 del 500 e primi anni 80. Io lo vedo ovviamente dal punto di vista politico, perché a me interessano questo, e dal punto di vista economico. Poi questi legami saranno fondamentali fino appunto al 1630, fino all'altra grande crisi, e poi grosso modo noi ritroveremo delle ville che continueranno più o meno decadenti, qualcuno avrà le forze per continuare, soprattutto patrizi veneziani, poi anche qualche nobile vicentino, ma da lì a poco la crisi continuerà fino alla fine della Repubblica. Ecco, grazie per l'attenzione.
Grazie Andrea. E do la parola al Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, che è arrivato e che ringrazio perché è sempre presente nella rassegna, anche per la sua sensibilità a questa tematica, con molta umiltà, ma lavorando forte. Ha presentato tanti progetti di legge, di iniziative culturali, che ricordano, per esempio, faccio una per tutte, parlavamo di Venezia, lo Stato di Venezia era presente in Dalmazia, tante iniziative anche dall'altra parte dell'Adriatico. Ringrazio la tua presenza e ti do la parola. Grazie Aldo, buonasera a tutti. Siccome diciamo Metri Edizione ci tengo ad esserci a queste iniziative, è la terza edizione e mi pare che la qualità di relatori continua a incrementare, quindi veramente grazie per questa serata con Andrea Savio. Ed è bello, anch'io quando avevo un po' di tempo frequentavo qualche archivio, scartabellavo qualche vecchio foglio, ed è bello trovare appunto e scoprire parti della nostra storia che possono, mettendole assieme, far capire cosa avveniva e come si affrontavano le cose appunto qualche secolo fa. Quindi ottime iniziative come queste, e riuscire a approfondire e dare anche spazio appunto a chi si impegna tanto nella ricerca penso sia assolutamente utile, perché magari tutti riescono a cogliere l'essenza delle nostre ville, le architetture e la bellezza del paesaggio, di quello che rappresenta l'edificio, ma entrare nella storia, capire cosa avveniva in quella stanza o in quella colombara sicuramente dà quel valore in più per appunto capire meglio dove ci troviamo e cosa avveniva qualche secolo fa. Quindi come Regione Veneto questa diciamo, rassegna ci interessa, ci piace seguirla, ci piace esserci vicino. Mi auguro che dalla terza si passi alla quarta e si continui anche negli anni futuri. Quindi grazie Aldo per quello che fai, grazie invece a voi per il tempo che dedicate per magari approfondire appunto la storia delle vostre dimore, ma soprattutto per quello che fate per mantenerle in splendido stato e renderle appunto fruibili anche a tante persone. Grazie ancora e buona serata a tutti. Grazie Roberto.